Il momento delle chiacchiere, caro sindaco Firetto, è finito da un po', ma adesso è ancora più urgente. Ho sentito l'appello e il tentativo, come ho detto già altre volte, di buttarla in caciara, il tentativo di fare vittimismo di un fallimento politico, allargando il campo a livello nazionale, ma soprattutto ho visto che il primo atto fatto 4 anni fa dalla sua giunta e quindi da lei, di aumentare al massimo le sue indennità, non ha ancora visto alcun pentimento da parte vostra. Non vi è possibilità di procedere al predissesto, quindi o riusciamo a riequilibrare secondo l'articolo 193 del TUEL, oppure purtroppo, così come dicevano i revisori dei conti durante l'incontro di ieri pomeriggio al quale ho assistito tra loro e il dirigente Giovanni Mantione, dirigente dell'ufficio finanziario, non vi è possibilità di predissesto, quindi o l'uno o il dissesto, o l'uno o il crollo totale di un ente capoluogo di provincia. Da quello che è emerso dal dibattito, dall'incontro di ieri, rimango scioccata. Cioè, non avete adottato alcuna misura correttiva in questi anni. Non avete fatto altro che continuare a sperperare, secondo me con responsabilità politica, non dico amministrativa ma sicuramente politica, su un comune che è in quasi dissesto. Non avete tolto gli incarichi esterni dati mentre chiedete adesso il taglio delle teste, non avete tolto un euro dal vostro portafoglio, mentre questo portafoglio, caro sindaco Firetto, ha continuato a lievitare. È arrivato il momento. Entro i 30 giorni, cioè entro il 25 di questo mese, il Consiglio sarà chiamato, così come previsto dall'articolo 193 del TUEL, a effettuare la manovra di riequilibrio. E noi saremo i primi a chiedere l'alleggerimento del suo portafoglio, l'alleggerimento del portafoglio di tutta la giunta, della seconda carica del comune, dell'ente comunale, che è quella del presidente Catalano, che ci costa tanto insieme a lei e ai nostri assessori. Chiederemo il taglio di tutti i benefit dei vari dirigenti, chiederemo di rivisionare, di rivisitare tutti quelli che sono tutte quelle che sono delle spese superflue, ma soprattutto, prima di chiedere lacrime e sangue a dipendenti e a cittadini, dobbiamo incominciare a rivedere i portafogli della nostra classe politica, compresi anche i consiglieri, che sono comunque l'ultimo dei gradini, ma che entro il 25 subiranno, su nostra scelta ovviamente, di tutto il Consiglio, sono sicura, subiranno un taglio, perché le risposte, caro sindaco Firetto, si danno dando l'esempio e lei non lo ha ancora fatto.